Descritto nei manuali come sospeso tra il naturalismo ottocentesco italiano e il quadro d'impianto seicentesco, Antonio Mancini è tra i più celebrati pittori italiani a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. La sua firma campeggia su due ritratti alla Sala del Piovego del Palazzo Ducale di Venezia, due ritratti in realtà falsi ma pronti a partire per l'Inghilterra come veri e bloccati dall'ufficio esportazione di Venezia, una truffa tutt'altro che lieve. Il controvalore, qualora fossero stati commercializzati come originali, si attesta sui 300.000 euro, ma tendeva a salire come prezzo poiché quando vanno all'estero, e questi erano pronti ad andare all'estero, i 300.000 euro non possono assolutamente raddoppiare. Tra falsari e ladri, la vita del collezionista o di chi vorrebbe diventarlo è densa di insidie. Grazie all'attività del nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale, i furti di opere d'arte a Venezia e più in generale in Veneto sono calati in un anno del 29%. I luoghi più colpiti rimangono gli edifici di culto e le abitazioni private, come quella casa veneziana dove in assenza del proprietario il personale di servizio ha iniziato ad interessarsi a cos'era appeso alle pareti. Hanno pensato bene nel vedere alcune opere d'arte a casa, di sostituirle, lasciando la cornice con delle immagini fotografiche dell'opera stessa, in maniera tale che l'ignaro proprietario assente per lavoro, quando tornava, magari non se ne fosse accorto. E in effetti non se ne era accorto. Poi è passato un po' di tempo, se ne è accorto, ha fatto denuncia e siamo riusciti a denunciare le persone e a recuperare anche il materiale. Il controvalore delle opere d'arte recuperate in Veneto nell'ultimo anno d'attività dei Carabinieri è di 3 milioni di euro, 65 le persone denunciate per reati contro il patrimonio, un patrimonio, quello artistico, che da noi è davvero sterminato e spesso sotto attacco. Il settore archeologico è molto spesso soggetto a furti o a falsi, come i beni storico-artistici. Patrimonio monumentale è soggetto a lavori non correttamente autorizzati, in parte autorizzati o totalmente non autorizzati. Il patrimonio paesaggistico, analogamente, ci possono essere delle situazioni di opere abusive che hanno comportato danno ai valori paesaggistici tutelati.